Noi non possiamo accedere a quei fondi ed è una vergogna che nel 2022 noi non si possa, come scuola dell'infanzia paritaria, asili nido paritari, istruzione primavera paritarie, tutto il sistema paritario, non profit, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, esclude completamente il privato sociale, il terzo settore, va bene, dai fondi sullo 0,6, perché tutti quei fondi che sono ingentissimi, 4 miliardi e mezzo, stiamo parlando di risorse molto importanti, va bene, ci escludono perché riguardano, ad esempio, quasi esclusivamente interventi sull'edilizia scolastica, ma di proprietà di enti pubblici. È uno sfogo duro quello del presidente della FISM Veneto Cecchin che denuncia l'esclusione dal PNRR di nidi e materne paritarie, fondi che servirebbero a queste realtà per realizzare quei lavori che oggi, alla luce dei rincari, devono rimanere in un cassetto. Stiamo rimandando diversi lavori, non quelli legati alla sicurezza. In questo momento, infatti, la volontà delle scuole paritarie è di non mettere mano alle rette e così, a fronte degli aumenti, si sta attingendo al patrimonio accumulato. Quello che è stato accumulato dovrebbe essere speso per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. A parlare sono i numeri. Per quanto riguarda l'energia elettrica, i rincari si aggirano intorno al 130-140%. Per il gas gli aumenti si fermano, si fa per dire, ad un 90-100% in più, che per una scuola con 3 sezioni si traduce in spese in più per queste due voci che vanno dai 5 ai 10 mila euro, con punte nell'Alta Veronese, Alto Vicentino, Bellunese e Pedemontana Trevigiana. Rischiamo, perdonatemi il termine, un termine volgare, di scassare i conti e questo non ce lo possiamo permettere. Quindi sicuramente ci dovrà essere un aiuto che finora non c'è stato, perché non c'è stato nessun aiuto da parte dello Stato, un minimo di attenzione con risorse straordinarie ce lo siamo e ce lo saremmo aspettati. Non si possono lasciare i bimbi al freddo in inverno o al caldo in estate, nemmeno spegnere le luci o il gas per preparare il pranzo. Dunque, aggiunge Cecchin, se gli aumenti continueranno sono necessari interventi da parte dello Stato. Abbiamo sicuramente dei costi che affronteremo anche d'estate che non ci fanno dormire tranquilli. E questi si sommeranno ovviamente a quelli che abbiamo già dovuto affrontare in inverno. Quindi c'è bisogno assolutamente di risorse straordinarie.